Saluto e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo a distanza. Udine si sta affermando a poco come un punto di riferimento per la filosofia e all'interno di questa cornice, e spero naturalmente anche con il vostro contributo e aiuto, di riuscire a dare un ruolo di rilievo a questa tradizione fenomenologica in, diciamo così, generale, ma in modo particolare e più specifico a questa determinata tradizione denominata appunto fenomenologia sperimentale. E quindi non è un caso che oggi ci troviamo qui, in apertura a questo convegno, a ricordare, a celebrare la figura di Giovanni Bruno Vicario, uno dei protagonisti di questa tradizione fenomenologica. Direi forse con Paolo Bozzi che Vicario è stato l'allievo di Canizza più originale dal punto di vista teorico e sperimentale. Ma in verità sarebbero molti i nomi da ricordare, ma lascio a Serena Cataruzza e a Tiziano Agostini il compito, se credono, di completare il quadro storico critico di questa tradizione. Ma ci tengo a ricordare che tra questi nomi, e all'interno di questa tradizione, il professor Ugo Savardi, di cui ho appreso la scomparsa solo ieri sera. Un aspetto che fin da subito vorrei sottolineare consiste nel fatto che Vicario è stato uno psicologo sperimentale. Allora a questo punto potremmo anche chiederci, ma che cosa c'entra la filosofia con le scienze sperimentali? Invece sono convinto che questa relazione tra ambito scientifico e ambito filosofico sia semplicemente fondamentale. Ma fondamentale per chi? Per le scienze o per la filosofia? Anche questo potrebbe essere un tema da sviluppare. Ma in fondo, giusto per menzionare un autore, non era questo l'approccio di Merleau-Ponty, per esempio, questo suo immergersi nella tradizione della psicologia della Gestalt per riflettere all'interno di questa tradizione le problematiche epistemologiche e ontologiche. Si tratta quindi per noi con questo convegno da un lato di rilanciare la tradizione fenomenologica in generale, ma dall'altro intendiamo prendere posizione, ossia intendiamo mettere al centro delle nostre riflessioni esattamente questa tradizione, appunto la fenomenologia sperimentale. Non si tratta, almeno dal mio punto di vista, di un'operazione nostalgica, né unicamente di carattere storico-critico. Recuperare per me questa tradizione significa prima di tutto attivare una nuova fase di ricerca e quindi cercare di affrontare i problemi del nostro tempo. Questo è il compito che ci siamo dati di realizzare con questo convegno, ma direi che anche questo è il compito che da sempre caratterizza la fenomenologia, affrontare i problemi del proprio tempo. E quindi potremmo chiederci che cosa significa oggi tornare alle cose stesse. Questo era il motto della fenomenologia. Queste cose, le cose stesse che oggi sono state smaterializzate, digitalizzate, si sono ibridate. E allora che cosa significa rivolgere lo sguardo verso non solo un ambiente naturale, ma anche verso un ambiente digitale? Questo peraltro è stato anche oggetto di un progetto di ricerca che abbiamo appena presentato. Da Vicario ho appreso molte cose, amavo discutere con Vicario di fenomenologia, lo portavo con me in macchina ai seminari Husserl organizzati a suo tempo da Serena Cataruzza a Trieste, e per rendere, diciamo così, l'idea di queste nostre conversazioni vi racconto un aneddoto per me significativo. Una volta siamo partiti proprio da qua, da Udine, per andare a Trieste al seminario Husserl, e almeno con me lui non amava chiacchierare del più e del meno, ma subito mi ha chiesto di discutere di problemi attinenti al seminario. Questo faceva parte, almeno per come lo conoscevo io, anche del suo carattere, che era decisamente schietto e diretto. E
Al che insomma mi aveva chiesto di discutere naturalmente di fenomenologia e dei problemi che stavamo per andare ad affrontare al seminario. Considerate che il viaggio da Udine a Trieste dura circa un'oretta. E allora naturalmente anch'io per carattere non mi tiro indietro e subito avevo cominciato a discutere di fenomenologia sperimentale, però lì, come dire, qui c'è Damiano Cantone che ama il calcio e con qualche metafora sono stato preso in contropiede, diciamo così, e perché mi ha detto, per me la fenomenologia sperimentale non esiste. Un attimo di panico, sapevo che poi ero piuttosto giovane. Peraltro vi leggo anche il passo che c'è, un passo che ho trovato ieri sera da Psicologia Generale, i fondamenti. Effettivamente poi ho capito che cosa intendeva dire, anche qui ho ritrovato il passo quando Vicario, sono a pagina 170, scrive: in conclusione, ritengo che la fenomenologia sperimentale non esista. E lì è il momento del mio panico personale su come affrontare la discussione. Allora, non esista come metodo di indagine diverso dall'esperimento classico, dato che è perfettamente assimilabile a quest'ultimo. Come a dire, fenomenologia sperimentale e psicologia sono la stessa cosa, quindi non vedo perché dobbiamo trovare e escogitare queste nuove definizioni o, diciamo così, diciture o denominazioni, appunto, fenomenologia sperimentale. Infatti aggiunge: se esiste una locuzione del genere è perché si vuole mettere in evidenza che la manipolazione avviene a livello dei fatti mentali e non a livello degli stimoli o dei processi fisiologici che interessano altre categorie di studiosi. Allora, al che mi riprendo un attimino da questa sua affermazione e faccio finta di niente, naturalmente, di capire le sue ragioni, anche se quando uno ignora una cosa è perché non sa che cosa dire, e lo incalzo sulla sua definizione di percezione. E naturalmente non l'ha presa bene, nel senso che si è subito appassionato alla discussione e mi ha chiesto in che senso non condividevo la sua definizione di percezione, che ve la ricordo. Per lui percezione implica necessariamente memoria e, potremmo dire, una forma di autocoscienza o, più in generale, la possibilità di dire, e quindi il linguaggio, che cosa uno vede. Per questa ragione, per lui non è possibile parlare di percezione per quanto concerne soggetti non umani, macchine, robot. Fino a qua ci siamo, direi, anche se anche su questo avrei qualcosa da dire, oggi, non allora, ma soprattutto per lui non si può a rigore attribuire percezione nemmeno per quanto concerne soggetti non umani, cioè gli animali, perché non possiamo parlare con gli animali, e nemmeno con i bambini, perché con un piccolo Duomo non possiamo chiedergli che cosa vede. Per me allora questa posizione, anche oggi, era inaccettabile, anche perché uno sviluppo, io vedevo uno sviluppo della fenomenologia sperimentale nell'etologia. E quindi cercavo per tutto il viaggio di incalzarlo con dei controargomenti, dicendo, non so, adesso in questo momento io sto guidando e discutendo con lei non ho memoria di tutto ciò che ho appena percepito, nemmeno pochi secondi fa. Eppure non posso, siamo andati a sbattere, non posso dire che non ho percepito ciò che ci sta dinanzi, oppure quando uno cammina non sempre percepisce, cioè si ricorda tutto ciò che ha percepito, eppure non si è inciampato e via via discorrendo. Con soggetti non umani noi condividiamo un ambiente e per me c'è un indice di comportamento, oggi non userei, allora usavo questa espressione, un indice logico di comportamento che è un indizio della percezione di un soggetto non umano, ovvero per esempio di un cane, il suo comportamento in un ambiente naturale che almeno parzialmente condivide con noi. Non entro nel merito di questo, diciamo così, di tutti questi aspetti, sarebbe lungo il discorso, ma diciamo così, la discussione era di questo tipo. Alla fine
del viaggio, la faccio breve, il vicario mi dice: guardi Taddio, non è che io non condivida le sue osservazioni, ma il problema è che condivido anche le mie. E soprattutto sono troppo vecchio per cambiare idea. Ora, questo anche modo di fare era proprio tipico suo, almeno con me, diciamo così. Ma il punto fondamentale in queste discussioni di carattere fenomenologico, di fenomenologia della percezione, era questo io l'avevo imparato a mia volta da Paolo Bozzi, era questo continuo intreccio tra la dimensione propria dell'esperimento e la dimensione teorica. Non c'era un piano autonomo propriamente e unicamente teorico, ma non c'era nemmeno un piano autonomo unicamente di carattere sperimentale. Infatti, come amava ribadire Bozzi, la filosofia non può fare a meno delle scienze e della sperimentazione quando affronta certi problemi, come problemi attinenti alla teoria della conoscenza. Quindi gli esperimenti non sono sufficienti, ma sono una parte fondamentale di un discorso più ampio. Quindi se è vero che per la filosofia è necessario un rapporto con le scienze, è altresì vero, da questa prospettiva, che anche le scienze a un certo livello di indagine necessitano della filosofia. Per dire la stessa cosa utilizzando le parole di Vicario, l'ultima volta che ho avuto modo di discutere con lui, ecco, in quell'occasione mi ha confessato che lui provava un senso di disagio con i suoi colleghi psicologi più giovani, perché nell'edificio del sapere loro, mi disse, si occupano di problemi molto specialistici che vanno dal 30° piano in su. Mentre a me, mi ha detto, a suo tempo, in quell'occasione Vicario, interessano i problemi che vanno dal 30° piano in giù. Ecco, direi che sono esattamente i problemi che interessano anche a noi e che intendiamo affrontare naturalmente anche con il vostro aiuto e il vostro contributo. Innanzitutto ringrazio l'Università di Udine per averci dato la possibilità di ospitare questo convegno che ospita, diciamo, delle figure rilevanti a livello internazionale, sia in ambito fenomenologico, quindi in ambito filosofico, che nell'ambito della psicologia, che nell'ambito anche scientifico. Ringrazio anche il professor Luca Taddio, appunto l'amico Luca Taddio, che insieme a me ha messo su, ecco, questa macchina organizzativa abbastanza complessa. E soprattutto, quando ci sarà il professor Zannini, lo ringrazierò chiaramente personalmente, in quanto il DIUM ha consentito la realizzazione di questo evento attraverso appunto il finanziamento di un progetto PRID, di un Dipartimento d'Eccellenza, che ci ha consentito di rendere questo evento libero e gratuito. Perché solitamente eventi del genere si paga un'iscrizione, e invece in questo modo abbiamo avuto la possibilità appunto di averlo completamente finanziato e quindi di dare al pubblico, ecco, anche più giovane, ecco, la possibilità di accedere. Infine ringrazio i relatori, ecco, senza i quali appunto questo convegno non avrebbe avuto senso, ecco, quelli che daranno l'anima appunto al convegno medesimo, attraverso i loro interventi ci permetteranno di vedere le numerose sfaccettature della fenomenologia in rapporto alla questione del digitale. Quindi è anche questa da tantissimi punti di vista. E ringrazio poi anche il professor Federico Vicario, appunto, che ha voluto presenziare qui a questo omaggio in onore di quel grande gestaltista e psicologo che è stato suo padre. Ora, il mio intervento si collocherà proprio nell'alveo di questa, diciamo, tradizione della psicologia sperimentale
anzi della fenomenologia sperimentale, per quanto mi riguarda, di tradizione italiana che in particolare fa capo a Trieste. Tra l'altro di recente, negli ultimi anni, ci sono stati diversi volumi che hanno consentito di far conoscere questa tradizione anche all'estero. Erano già noti sicuramente gli studi di Canitz e altro, però negli ultimi tempi, diciamo a livello fenomenologico, si è data maggiore attenzione grazie alla pubblicazione di vari volumi, come appunto Phenomenology in Italy, che è edito appunto anche dalla professoressa Lanfredini, che è qui che ci sta ascoltando, e dalla dottoressa Buongiorno. Tra l'altro è uscito anche recentemente questo volume edito da Iliana Bianchi, che riguarda proprio la fenomenologia sperimentale di Paolo Bozzi, per esempio. Ora, il mio approccio in realtà parte dalla fenomenologia teorica, dalla fenomenologia classica, per poi declinarsi, possiamo dire, sempre più verso la tradizione sperimentale. Innanzitutto io parlerò oggi di relazioni percettive e di ambienti digitali. Il concetto di relazione percettiva potrebbe di primo acchito sembrare scontato, perché chi si occupa di fenomenologia sa benissimo che il rapporto tra l'oggetto percepito e il soggetto percipiente è caratterizzato dalla correlazione, e in realtà tutta la realtà è inserita, possiamo dire, in un tessuto relazionale. Quindi cosa significa? Che il soggetto percepisce l'oggetto attraverso delle strutture, quelle che attraverso appunto il trascendentale, detto della fenomenologia classica, e attraverso le Gestalten nella psicologia sperimentale. Quindi attraverso delle configurazioni caratterizzate appunto da un determinato rapporto tra il tutto e le sue parti. A questo proposito, quello che io voglio dimostrare nel mio intervento è che questa relazione tra il tutto e le parti, ecco, non è semplicemente una relazione di tipo intrinseco, come è stata definita dai padri della fenomenologia. In particolare Wertheimer e Kafka si sono focalizzati su questo aspetto, ma dimostrerò che si tratta di una relazione percettiva in senso più ampio e soprattutto in senso esteso. E per poter dimostrare questa ipotesi, a cui mi sono dedicata in tempi molto recenti, bisogna tenere in considerazione il concetto di Umwelt, ovvero di ambiente circostante, il quale concetto di Umwelt, che la fenomenologia conosce in realtà sin da Husserl. Husserl tuttavia, quando parla di Umwelt, così come il suo allievo Schutz, si riferisce a questo ambiente circostante dal punto di vista socioculturale. Quindi dà questa particolare connotazione chiaramente importantissima, e che permetterà anche a Schutz di caratterizzare in un certo modo la relazione del noi e quindi dare vita alla sociologia fenomenologica. Ma non basta riferirsi alla dimensione culturale, è necessario riferirsi all'Umwelt anche dal punto di vista biologico, e quindi prenderò in considerazione la teoria di von Exkull, su cui si basa a sua volta quella di Merleau-Ponty. Quindi Merleau-Ponty prende in considerazione invece anche la connotazione biologica di questo concetto. E si è arrivata a parlare negli ultimi anni di nicchia bioculturale. Quindi quando parliamo di Umwelt, in questo senso io lo intenderò sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista biologico. In particolare, tra l'altro, anche le nozioni di natura, cultura, nel caso della specie umana in realtà tendono a intrecciarsi e a mescolarsi a vicenda, quindi in questo senso io non le distinguerò nettamente. Quindi, come dicevamo, io intenderò la relazione percettiva in senso esteso, quindi non solamente come relazione intrinseca. E applicherò questo concetto non solo all'ambiente analogico, che è quello appunto in cui noi ci troviamo, che non definisco appunto naturale sempre per il discorso che natura e cultura si intrecciano, lo definirò analogico, ma anche in ambienti digitali. E in particolare apporterò diversi esempi, perché gli ambienti digitali possono essere molteplici. Porterò l'esempio dello semplice schermo,
poi quello della realtà virtuale, della realtà aumentata, e poi prospetterò anche una possibilità di ibridazione tra corpo umano e parti digitali. Ora, il primo aspetto che bisogna considerare è questa questione della relazione percettiva, quindi prima mi focalizzerò su questo concetto e poi successivamente lo applicherò agli ambienti digitali. Innanzitutto, come abbiamo detto, secondo la fenomenologia classica, il rapporto tra soggetto e oggetto si delinea attraverso la correlazione. In particolare, l'oggetto si dà al soggetto nei suoi modi di datità. Ecco, questo è presente sin da Husserl ed è poi tenuto in considerazione da tutta la fenomenologia. Quindi cosa può significare questo? Che implicazioni ha? Innanzitutto che ciò che noi percepiamo come esterno, che poi sia esistente realmente o non lo sia, quello è un altro discorso che varrebbe la pena approfondire, ma che non toccherò in questa sede. Noi lo percepiamo secondo il modo in cui si dà. Quindi, ad esempio, se io vedo, ecco, vedo qua davanti una sedia grigia, ecco, io la percepisco di colore grigio, non posso, attraverso la mia intenzionalità, percepirla di colore verde. Ho voglia di sforzarmi, la vedrò sempre grigia. Diverso invece posso immaginarla di colore verde, posso ricordare di aver visto una sedia verde, ma sicuramente io non la percepirò di colore verde, la percepirò grigia. Quindi significa che l'oggetto si dà a me in quel modo, come di colore grigio, e questo fa differire la percezione da altre modalità, appunto, di relazione tra soggetto e oggetto. A sua volta, l'oggetto, diciamo, assume, possiamo dire, un senso solo grazie a un oggetto che lo percepisce. Infatti, il soggetto, nel momento in cui si approccia l'oggetto, lo fa attraverso l'intenzionalità e soprattutto lo fa attraverso un processo che viene definito Singebung in tedesco, ovvero donazione di senso. Quindi, per esempio, se io vedo un oggetto con 6 facce quadrate, io lo vedo come un cubo, perché questo ha il senso del cubo per me. E per me e per gli altri anche, ecco, c'è anche diciamo una connotazione intersoggettiva della percezione. A proposito dell'esempio del cubo, il collega professor Taddio si è molto focalizzato su questo, in particolare sia in un articolo del 2009, ma soprattutto nel suo libro sulla fenomenologia eretica nel 2011. Ora, noi del cubo in realtà vediamo soltanto 3 facce, noi non le vediamo tutte e 6. Però, quindi percepiamo quelle 3, però in un certo senso ne vediamo anche 6. Quindi, se noi girassimo il cubo e vedessimo, per esempio, una faccia appuntita, dovremmo ristrutturare, ecco, il nostro modo abituale di vedere le cose, perché noi ci aspettiamo che girando quel cubo continuiamo invece a vedere delle facce quadrate. E quindi cosa significa questo? Quindi che da un lato noi lo percepiamo come cubo, però dall'altro noi scopriamo l'oggetto, lo percepiamo in maniera dinamica, quindi di volta in volta percependone le cosiddette Abschattungen, quindi gli adombramenti. E tra l'altro non possiamo mai avere una percezione completa, ecco, in grado di ridurre l'oggetto a noi stessi. Ecco, perché sono state mosse delle critiche alla fenomenologia, in particolare quella di voler dominare, possiamo dire così, l'oggetto, ma in realtà, come abbiamo detto, l'oggetto si presenta nei suoi modi di datità. Quindi c'è in un certo senso anche una certa indipendenza dell'oggetto nei confronti del soggetto, malgrado non possa essere oggetto se non in rapporto a un soggetto. Quindi diciamo che la correlazione prevede proprio questo strettissimo rapporto tra i due. Ora, in che modo quindi il soggetto conosce l'oggetto? Lo abbiamo detto, attraverso delle strutture, che nel caso della fenomenologia sperimentale prendono il nome, come ho detto precedentemente, di Gestalten. Quindi sono delle configurazioni. Queste configurazioni, secondo già il famoso studio di von Ehrenfels del 1890, sono caratterizzate da un equilibrio tra le parti, tali che, dice von Ehrenfels, il tutto è maggiore della somma delle sue parti. Quindi von Ehrenfels, tra l'altro, non porta un esempio visivo, porta invece un esempio del campo della musica, l'esempio appunto celebre della melodia, ecco, tale per cui anche note completamente diverse, ecco, possono dare la stessa melodia. Come lo fanno? Portandole su scala diversa. Ecco. Quindi non abbiamo neanche una nota in comune, per esempio, se portiamo su scale molto distanti tra loro le note, ma possiamo avere la stessa melodia identica. Ecco. Così come invece se abbiamo alcune note in comune e
invece ne cambiamo altre, possiamo avere un suono completamente diverso o una melodia diversa o addirittura qualcosa anche di cacofonico. Quindi la questione che il tutto è maggiore della somma delle sue parti non significa necessariamente una superiorità gerarchica del tutto nei confronti delle parti. Perlomeno gestaltisti come Arnheim hanno considerato, soprattutto nel loro tardo pensiero, che si tratta invece semplicemente di una diversità, cioè una cosa è una sommatoria di parti, una cosa è invece un tutto. E soprattutto la cosa più importante da sottolineare è che questa relazione tra il tutto e le sue parti si configura in maniera dinamica. Questo è molto importante. Quindi la Gestalt non concepita in maniera statica, ecco, bensì in maniera dinamica e che continuamente, potremmo dire, si ristruttura a seconda appunto dei dati che vengono incontrati nell'atto percettivo e vedremo anche in base al contesto di riferimento. Quindi ciò che avviene nel momento in cui noi percepiamo è questa processualità. Ecco. Tant'è che, per esempio, sia Köhler che Kafka non definiscono, appunto, e anche Wertheimer, le Gestalten come appunto delle strutture statiche, bensì in particolare Kafka lo evidenzia come processi, come situazioni. E questi termini sono molto cari alla fenomenologia, in particolare direi alla fenomenologia post-husserliana, quindi la fenomenologia di Sartre e soprattutto quella di Merleau-Ponty, perché Merleau-Ponty chiaramente si focalizza maggiormente sulla percezione. Quindi le Gestalten non dobbiamo immaginarle come delle statiche strutture di tipo kantiano, bensì come qualcosa di dinamico in cui l'equilibrio, ecco, tra le parti si struttura proprio in questo modo qui. Appunto, in questo senso gli studi di Arnheim sull'arte sicuramente sono esemplificativi, quindi questa teoria gliela rapporta all'equilibrio tra le parti che per esempio noi percepiamo all'interno di un quadro, all'interno di una scultura, scusate. Però in realtà si può assolutamente applicare anche all'oggetto comune. Quindi abbiamo un'interazione dinamica. Potremmo fare degli esempi a questo proposito, perché anche la fenomenologia classica concepisce, soprattutto come vi dicevo, quella post-husserliana, questa relazione sia tra soggetto e oggetto che tra oggetti di un medesimo campo percettivo come dinamica. Per esempio, e soprattutto questo si vede, ecco, aggiungo questo prima di apportare il mio esempio, nel rapporto figura-sfondo, che fondamentalmente è una delle leggi principali, ecco, che vengono studiate dalla psicologia della Gestalt. In un altro lavoro io mi sto focalizzando proprio sulla questione dell'ambiguità, figura-sfondo, sulle figure bistabili, eccetera, in modo sempre da dimostrare questa ipotesi che le relazioni tra tutto e parti non siano solo intrinseche ma siano estese. Pensiamo per esempio al famoso vaso di Rubin, in cui vediamo il vaso e i volti alternatamente. Noi non decidiamo, ecco, se vedere il vaso o se vedere i volti, ma questi, ecco, sì, è una percezione di una figura ambigua che si ristruttura, ecco, continuamente. La figura e lo sfondo, ecco, si alternano. Quindi una volta vedo il vaso e la parte bianca, per esempio, vaso nero, ecco, immaginiamo, e la parte bianca come sfondo, talvolta invece è il contrario, vedo i volti come figura e la parte che prima costituiva il vaso, la parte nera come sfondo. Facciamo un esempio invece dalla nostra percezione comune. Ecco, io ho gli occhi per esempio su questo computer e in questo momento io vedo questo computer come figura, lo riconosco come oggetto. Ecco, quindi non è che mi arriva un semplice aggregato di dati, io lo riconosco come oggetto nella sua interezza. E poi percepisco invece gli altri oggetti come sullo sfondo, quindi i microfoni per esempio, il tavolo, quel poco di sedie e di altri relatori che vedo appunto nel mio campo visivo. Ma basta semplicemente, non devo neanche muovere il volto, che io muova gli occhi e invece questo diventa la figura. Quindi il microfono e tutto il resto va sullo sfondo. Basta pochissimo perché appunto il campo percettivo si ristrutturi. E io a questo aggiungerei qualcos'altro, ovvero il fatto che comunque tutti questi oggetti si devono anche percepire nel contesto in cui stanno, quello di un'aula universitaria. Quindi avranno per me
ecco, un altro senso, possiamo dirlo. Questo è in questo momento il mio computer da lavoro, ecco, mentre se sono a casa e sto guardando un film o una serie TV, ha un altro significato, quindi serve per rilassarmi, per divertirmi. Qui invece mi serve per tenere una conferenza. E soprattutto tutti questi oggetti assumono un loro senso, quindi il microfono che mi serve come conferenziera, il tavolo che mi serve per appoggiare, in questo caso, i miei strumenti da lavoro, eccetera. Quindi il modo in cui noi percepiamo questo oggetto che è il computer assume un senso più ampio. E di questa questione, quindi anche di queste coloriture pratiche, parla la teoria ecologica di Gibson, per esempio, quando parla delle affordances. Quindi in questo senso, ecco, la teoria ecologica, anche secondo me, ha dato una nuova spinta, ecco, alla psicologia della Gestalt, configurandola, possiamo dire, anche nella direzione di una teorizzazione della mente stessa, la cui definizione risale a Clark e Chalmers, però è stata poi ulteriormente approfondita. Soprattutto, ecco, dal punto di vista estetico c'è un bello studio di Giovanni Matteucci del 2019 in cui si parla dell'esperienza estetica come estesa. Però direi che oltre a quella, secondo me, anche l'esperienza percettiva si può definire come esperienza estesa. Adesso andrei a portare invece questo concetto, che quindi si applica dal punto di vista analogico, quindi questa ambiguità tra la figura e lo sfondo, che è un esempio, ma che ristruttura diversamente, ecco, l'oggetto. Questo discorso lo possiamo portare anche nel caso degli ambienti digitali. Faccio un esempio semplicissimo che è quello di una palla, così è, insomma, in questo caso è meglio usare esempi semplici e non complessi. Pensiamo a una palla in ambiente analogico. Noi questa palla la vediamo, chiaramente possiamo vederla, possiamo girarci attorno, ma possiamo anche manipolarla, quindi non includiamo soltanto la sfera visiva, bensì anche la sfera tattile, quindi in senso sinestetico, potremmo dire. E possiamo anche giocarci, possiamo calciarla, possiamo fare tantissime cose. Ora, se invece vediamo una palla su uno schermo 2D, la cosa che c'è da chiedersi, ma è la stessa palla? Ecco. Rispondo cercando di capire innanzitutto come si fa nella fenomenologia di descrivere, descrivendo questa palla su schermo. Quindi noi vediamo comunque questa forma rotonda, quindi esattamente come la vediamo nella dimensione analogica, tuttavia abbiamo a nostra disposizione soltanto una sfera sensoriale che è quella visiva. Noi non possiamo toccare la palla sullo schermo, perlomeno abbiamo semplicemente la sensazione di uno schermo, cioè è molto diversa, ecco. Quindi non distinguiamo attraverso il tatto lo schermo dalla palla, ecco, a differenza di quanto avviene nella percezione analogica. Tra l'altro non possiamo giocarci, non possiamo farla rimbalzare, non possiamo calciarla. Possiamo giocarci sullo schermo ma in un altro modo, ecco, attraverso per esempio un videogioco. Quindi si nota già, ecco, che il contesto di riferimento, che in questo caso è proprio l'ambiente digitale dello schermo, configura diversamente questo oggetto. Però d'altro canto mi si potrebbe dire, però io comunque la percepisco come rotonda, ecco. Quindi ci sono degli aspetti in comune, dico sì, ci sono degli aspetti in comune assolutamente. Infatti io parlerei di analogia, e scusate la ripetizione, tra ambiente analogico e ambiente digitale, in questo caso quello 2D. Portiamo invece adesso un esempio di una realtà più, diciamo, immersiva e che quindi potrebbe somigliare un po' di più a quella della percezione analogica, ovvero quella della realtà virtuale. Immaginiamo di avere un casco e dei guanti aptici. In quel caso, allora, la situazione è un po' diversa, perché noi possiamo anche con i guanti aptici avere delle sensazioni tattili della palla, possiamo manipolarla, possiamo giocarci, possiamo girarci attorno. Ecco, quindi riusciamo a fare diverse cose simili rispetto a quello che noi, al nostro uso e alla nostra percezione della palla in ambiente analogico. Tuttavia, se noi vogliamo descrivere la nostra esperienza a un'altra persona, diremmo: ho fatto l'esperienza di una palla in realtà virtuale, sembrava vera. Sembrava. Non era, non è vera. Ora, lasciamo da parte il concetto di verità
che in questo caso sarebbe complesso da definire. Io ho semplicemente fatto un esempio che riguarda il linguaggio comune, quindi prendiamolo con le pinze, ecco, questo essere vero o sembrare vero. Però noi facciamo la differenza. Quindi se io prendo una palla da basket, dico, ma questa palla è vera. Se io invece la manipolo in realtà virtuale, questa sembra vera. Perché io distingo le due dimensioni, quindi le distingo. E soprattutto, se io spengo il dispositivo, la palla virtuale scompare molto facilmente. Per far scomparire una palla reale, beh, ci vuole un po' più di impegno. Quindi o devo portarla in un'altra stanza, o la devo distruggere, insomma. La questione è sicuramente molto diversa, quindi il modo in cui io percepisco l'oggetto, come vediamo, si configura in maniera differente. Vi è un'analogia però, e questo è importante. Tra l'altro diversi studi fatti nell'ambito della human-computer interaction sulla realtà virtuale hanno dimostrato che addirittura gli effetti del virtuale poi si ripercuotono anche sulla percezione che noi abbiamo di noi stessi. Se fosse esattamente un ambiente identico non avremmo degli effetti diversi. Per noi sarebbe assolutamente indifferente lo stare nella realtà virtuale e lo stare invece nella dimensione analogica. Penso, ad esempio, ecco, io ho avuto la possibilità di giocare alle montagne russe con la realtà virtuale. Ecco. In quel caso cosa succede? Sempre un po' di emozione c'è sicuramente, soprattutto quando si arriva in prossimità delle discese, ma mi sento comunque al sicuro, so che sono sul divano di casa mia o di casa di un amico, ecco, e non sono veramente su un carrello e non rischio, ecco. Quindi, come vedete, l'esperienza si configura in maniera diversa proprio perché è diverso l'umwelt. Andiamo invece a forme, diciamo, ibride tra l'analogico e il digitale. Una di queste è quella della realtà aumentata. Ora, per esempio, sempre l'esempio della famosa palla. Ecco, c'è questa palla in dimensione analogica, io prendo un dispositivo di realtà aumentata, lo passo davanti alla palla e posso vedere, ad esempio, delle informazioni sulla palla. Quindi il fatto che sia stata, ad esempio, usata da Michael Jordan in un determinato campionato dell'NBA. Ecco. Posso vedere l'interno della palla, posso avere informazioni sul materiale, su come è fatta, eccetera. E allora c'è da chiedersi, e l'oggetto è lo stesso oppure no? Ecco, qui la situazione è già un po' più complessa degli esempi precedenti. Possiamo dire che è e non è lo stesso nel medesimo tempo. Perché comunque il dispositivo di realtà virtuale ha sempre bisogno di un oggetto analogico a cui applicarsi, però comunque ci dà una percezione diversa. Infatti se io spengo il dispositivo non ho più quelle informazioni a disposizione. Ecco. E quindi in un certo senso abbiamo un riferimento comune che è questa palla analogica, però da altri punti di vista la realtà aumentata è differente, anche qui è diversa. E anche il modo in cui percepisco la palla analogica, non so se vi è mai capitato di usare schermi di realtà aumentata, è proprio differente, come la palla su schermo, ecco. Un'esperienza simile, molto bella, l'ho fatta quando sono andata al museo alla Casa Batlló di Gaudí, a Barcellona, che danno la possibilità di fare questa esperienza di tipo immersivo, ecco. È molto bella anche, cioè si vedono per esempio, si vede l'originaria configurazione degli oggetti nelle stanze, si vedono anche passare degli animali, delle tartarughe, ecco. Ecco, la nostra percezione si configura diversamente, ecco, in maniera forse potremmo dire più estesa. Infine passo all'ultimo esempio, che è quello dell'ibridazione tra dimensione analogica e dimensione digitale nel corpo umano. Quindi immaginiamo di avere una protesi digitale. Immaginiamo di essere dei non vedenti a cui vengono installati degli occhi bionici. Immaginiamo anche che siano fatti bene, perché adesso si sta sperimentando, ma ancora non abbiamo un risultato ottimale. E immaginiamo di vedere attraverso queste protesi. Sicuramente si può dire che noi vediamo. Immaginiamo sempre la stessa palla, ecco. E la palla sarà la stessa vista attraverso il mio occhio di carne e vista attraverso gli occhi bionici? Ecco, anche qui l'interrogativo, è difficile rispondere a questo interrogativo, anche perché ancora non abbiamo delle tecnologie così raffinate da farci vedere perfettamente questa palla. Però la cosa è che possiamo dire che per esempio un occhio bionico potrebbe correggere dei difetti di vista, come quello della miopia. Ecco, a me mancano 2,5 gradi per occhio, se io mi tolgo gli occhiali magari vedo la palla un po' sfocata.
Lo stesso vale per l'ipermetropia, eccetera, e anche per altri problemi. D'altra parte potrei vederla per esempio in maniera un po' più sgranata, quindi o in HD, ecco si potrebbe dire così, o in maniera un po' meno precisa. O ancora potrebbero installarmi in quest'occhio bionico, ipoteticamente, anche dei dispositivi di, ecco, ci potrebbe essere un dispositivo di realtà aumentata, tale che io possa vedere anche l'interno della palla o delle informazioni. Quindi, allora anche qui a questo punto diventa anche qui sempre più difficile, ma l'oggetto è sempre lo stesso oppure no? Anche qui direi è e non è lo stesso. Quindi l'oggetto di riferimento, ecco, magari che noi possiamo percepire anche tattilmente, è lo stesso, però anche qui cambiano le possibilità di percezione. Quindi io evidenzierei qui un'analogia tra le dimensioni, forse più stretta di quelle che sono state precedentemente delineate, ma comunque non un'identità. E questo è importantissimo. D'altronde la percezione del cyborg, quindi del cibernetico, del misto tra cibernetico e organico, ha appunto delle particolarità tali che si può parlare sempre di carne, però non è più la carne semplicemente sensibile, ma anche carne virtuale. Ecco. La carne intesa come corpo che non è solo oggetto ma è anche oggetto, e quindi questa protesi che da un lato è oggetto, dall'altro è soggetto, ecco, e qui ci sarebbe, ne ho già parlato in un altro intervento, ma sarebbe da approfondire anche questo discorso qua. Ora, concludendo, tirando un po' le fila del discorso che ho appena elaborato, ritengo che appunto la psicologia della Gestalt e la sua, diciamo, e anche la teoria ecologica possano sicuramente farci capire meglio come funziona la percezione, non solo in ambiente analogico, ma anche in ambiente digitale. Tra l'altro sono stati fatti di recente degli studi sulla percezione in ambiente digitale, sono ancora, diciamo, al loro inizio, sarebbe bene appunto che proseguissero, perché ci fanno capire quali sono i meccanismi della percezione, le leggi che regolano la percezione. Tuttavia, d'altro canto, secondo me, per far sì che questa illustre appunto tradizione vada avanti, c'è bisogno anche di considerare l'aspetto, diciamo, esteso di questo, diciamo, delle configurazioni stesse. Ai tempi Wertheimer aveva parlato di relazione intrinseca per contrapporre alla relazione estrinseca, cioè all'associazionismo, che pensava che la percezione di un oggetto fosse un semplice aggregato di parti. E allora chiaramente parlare di percezione estrinseca è sbagliato, cioè dire che è un semplice sommatorio che viene dall'esterno, no. La struttura si organizza da sé, potremmo dire in questo senso, e su questo sono d'accordo anch'io, soltanto che non ritengo la struttura completamente impermeabile dall'esterno, ma la ritengo permeabile e anche possibilmente che influenza anche il rapporto agli altri oggetti che mi circondano. Quindi quello che mi auguro è che questa magnifica tradizione di cui il professor Giovanni Bruno Vicario è stato un grande esponente possa continuare e possa soprattutto proseguire con le sue ricerche, non solo continuando quelle in ambiente analogico, ma anche, diciamo, aprendosi al digitale. Grazie.